Domani, sabato 5 aprile, su Rai 1, alla trasmissione Ti lascio una canzone, condotta da Antonella Clerici alle ore 21. Parteciperanno come ospiti anche Giovanni Sutera Sardo di Favara e Andrea Infurna di Gela, entrambi allievi dell'Accademia di Arte e Spettacolo Le Muse, diretta da Claudia Rizzo, che ascoltiamo insieme ai due giovanissimi Sutera Sardo e Infurna. Sabato sera partite ancora una volta alla volta di Roma per partecipare a Ti lascio una canzone con due allievi d'eccezione, Sutera Sardo da Favara e Infurna da Gela. Claudia Rizzo. Sì, il loro percorso artistico continua. Non solo questo sabato saranno a Ti lascio una canzone, ma sono stati in America per una tournée. Andrea tra l'altro sarà protagonista di una fiction su Rai Yo-Yo e Giovanni continua la sua esperienza come cantante a una band con cui suona e quindi continua la loro carriera pur essendo dei bambini. Sabato seguiteli perché saranno proprio su Rai 1 alle 21 a Ti lascio una canzone. In bocca al lupo a questi giovani talenti dell'Accademia Le Muse. Proporranno in particolare quali brani? Allora, noi non possiamo rivelare ancora tutti i titoli dei brani, però saranno brani vari, soprattutto di musica italiana. Ecco, questo si può dire. Giovanni Sutera Sardo, ti abbiamo intervistato quando hai debuttato, eri più basso di Claudio Arrizzo, adesso l'hai quasi superata. Beh sì, ero molto più piccolo, io ho partecipato alla sesta edizione di Ti lascio una canzone. Il ricordo che ho di questa edizione è un ricordo bellissimo che penso non dimenticherò molto facilmente, perché lì ho fatto delle amicizie nuove, ad esempio Andrea, e mi sono divertito molto. Io insieme ad Andrea faremo brani, possiamo dire soltanto una cosa, brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Sto studiando per ora con Claudia, abbiamo appena finito una lezione infatti. La nuova leva della scuola di Claudia Arrizzo, il gelese. Andrea Infurna, un tipo particolarmente vivace, estemporaneo, dalle scarpe al cappello. Che dire, ho quasi detto tutto Giovanni. Niente, adesso ritorneremo a Ti lascio una canzone, sono emozioni indescrivibili che non si possono raccontare, sono emozioni che ci stanno facendo crescere a livello culturale e soprattutto a livello... ci stanno facendo crescere anche nella vita. Una trasmissione in diretta, paura è una parola troppo grande, però c'è tanta ansia prima di entrare perché la gente, l'urlo del pubblico emoziona molto.